L'auspicio è quello di una collaborazione proficua con la nuova giunta regionale della neopresidente Alessandra Todde, mettendo al centro i bisogni del tessuto socio-economico del Nuorese e dei suoi cittadini. Alla guida del Comitato Trenitalia Nuorese, Claudio Solinas porta avanti da 6 anni una battaglia per portare in provincia di Nuoro, unica in Italia a non essere servita dalla Ferrovia Nazionale, una linea a scartamento ordinario che consenta un collegamento efficace tra il capoluogo barbaricino e Cagliari. Lotta che nell'ultimo anno ha visto una rapida accelerata dopo il sostegno alla causa da parte del prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi e il conseguente interesse da parte del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, che nel corso dell'ultima visita a Nuoro ha ribadito l'impegno da parte del governo a portare la ferrovia nazionale sul territorio. E con l'elezione di Alessandra Todde, nuorese doc, la speranza del comitato è di avere una nuova importante alleata per raggiungere l'obiettivo. Il Comitato Trenitalia Nuorese si aspetta tantissimo perché la Presidente è appunto nuorese e si è interessata anche della ferrovia e credo che farà e si spenderà tantissimo. Anche perché il progetto di collegare Nuoro con tutti i capoluoghi, porti e aeroporti è un progetto vasto, strategicamente avanzato e cura l'interesse regionale, non provinciale. Intanto, in vista delle prossime scadenze, continuano i lavori del tavolo permanente presso la prefettura di Nuoro, voluto sin dallo scorso agosto dal ministro Salvini. Il prossimo passo è la scelta del progetto che dovrebbe essere prima dell'estate. È in corso lo studio di fattibilità e di conseguenza noi confidiamo tantissimo, anche perché il Ministro ha veramente promesso tanto per questa provincia che è sempre stata dimenticata da tutti.